Buon pomeriggio dall'Ippodromo Arcoveggio, convegno di sabato 17 dicembre, prima corsa riservata a cavalli di 5-6 anni, una condizionata Baccao di Casei, Barney Lenny, Alvaro Soler, Budduso Lippi, Beethoven Griff, Abramo Petrali in prima fila, Blackfire Horse, Benjamin Bru in seconda, in chiusura un confronto comunque aperto, è favorito Budduso Lippi numero 4, Manuel Pistone, macchina che accelera gradualmente. Partiti con Baccao di Casei, attaccato all'esterno da Beethoven Griff e più a largo da Abramo Petrali, rientra bene però Baccao di Casei che rimane al comando, l'errore invece di Beethoven Griff. In seconda posizione numero si può accodare 5 Beethoven Griff squalificato. I primi squalificato. 200 in 14,5, subito sposta, Abramo Petrali va all'attacco per ottenere strada in breve e guidare così dopo 350 metri all'esterno. Avanza Alvaro Soler, quarto iniziale completato in 29,8. Posizioni ora consolidate con Alvaro Soler che cerca di accodarsi in terza posizione e riesce nell'intento. Se ne vanno intanto i primi 600 metri di gara, percorso in 46 appena abbondante. La progressione esterna dopo 700 metri di gara da parte di Barney Lenny che viene attaccato però in terza ruota da Budduso Lippi che viene via deciso all'altezza degli 800, percorsi in 1-1-4, 15-3 la frazione davanti alle tribune. Ora il favorito va decisamente sul battistrada, Abramo Petrali, per impegnarlo all'altezza del chilometro o perlomeno avvicinarlo. Dalle retrovie cerca di spostare intanto anche Blackfire Horse. Siamo a poco più di 500 dal palo, con in vantaggio sempre Abramo Petrali nei confronti di Baccao di Casei, poi all'esterno Budduso Lippi, Barney Lenny, gli altri che faticano a progredire. Ultima curva con in vantaggio Abramo Petrali nei confronti di Budduso Lippi che rinnova i suoi attacchi. Più indietro Baccao di Casei, completamente della piegata, ingresso addirittura d'arrivo con in vantaggio ancora Abramo Petrali, insiste però a centropista Budduso Lippi, ma Abramo Petrali si difende sul traguardo, vince ancora bene, una lunghezza sul rivale, mentre per il terzo è il numero 1 Baccao di Casei che regola il resto del gruppo. 1-14-9, 29-6 a chiudere. E la vittoria sul traguardo per il numero 6 Abramo Petrali in sediolo Antonio Di Nardo che sfonda dopo 300 metri appena abbondanti e vince poi controllando sul percorso tutti i tentativi di Budduso Lippi che è buon secondo davanti a Baccao di Casei. Antonio Di Nardo dunque apre la sfilata dei vincitori per il training di Lamberto Barbieri e del signor Giampaolo Badiali.